cooperativa, la Sulcis Agricola Masainas, nasce più o meno nasce nel 1992, ha avuto sempre dei miglioramenti anche come struttura, abbiamo ampliato, abbiamo fatto dei fotovoltaici, e poi il discorso di filiera nasce dall'esigenza appunto di migliorare soprattutto il discorso della trasformazione del prodotto, riguarda l'esigenza di mercato, perché ormai il prodotto fresco è meno ricercato e più ricercato sempre prodotto già confezionato, già pronto. E poi il discorso anche dell'esigenza di migliorare il reparto macchine, quindi delle attrezzature, che anche questo è molto importante perché velocizza e migliora il confezionamento del prodotto. Si è cercato anche in cooperativa di migliorare soprattutto per quanto riguarda il discorso di trasformazione del prodotto, quindi la creazione di una sala di trasformazione dove viene confluito il carciofo di terza e quarta gamma, confezionato e quindi spedito direttamente alla grande distribuzione, e poi per quanto riguarda anche la meccanizzazione lo stesso della cooperativa, quindi con l'acquisto di attrezzature che snelliscono e migliorano anche la qualità del confezionamento e dell'imballaggio dei prodotti, ecco. Il nostro ruolo come produttori: produciamo il carciofo fino al taglio, poi verrà appunto portato in cooperativa Sulcis Agricola per la lavorazione, trasformazione e confezionamento di vari pocket che potremo fare appunto per consegnarli poi al mercato e valorizzarlo il più possibile. Abbiamo acquistato delle attrezzature nuove per innovare, trasformare e migliorare la produzione del carciofo, cercando anche di razionalizzare il più possibile le spese che ci sono nel settore. Il GAL ha avuto un ruolo primario è molto importante per quanto riguarda l'assistenza e tutto quello che riguarda tutto il servizio tecnico che poteva dare, e anche per le domande poi per quanto riguardava poi il sopralluogo e quindi per i contributi, quindi grazie al GAL per tutto l'apporto che ci avete dato, ecco. Se il GAL continua con queste politiche di questi progetti agricoli anche soprattutto, dove permette ai giovani di poter usufruire dei contributi, e quindi è chiaro che sono abbastanza incentivati per questo. Se non fosse per questo penso che sarà molto difficile, però grazie al GAL, se continua con questa politica, penso che molti giovani possono rientrare nuovamente in agricoltura, ecco.